Nel remoto passato, un gruppo di 11.000 vergini, guidate da Santa Orsola, intraprese un viaggio glorioso. Sebbene il numero esatto sia sconosciuto, è certo che queste giovani subirono il martirio in nome di Gesù Cristo, un evento commemorato e festeggiato annualmente dalla Chiesa. Queste eroiche figlie della Chiesa, radunate in Bretagna per volontà dell'imperatore Massimo, erano destinate a diventare spose di duchi e soldati britanni, incaricati di fondare una colonia in una regione costantemente minacciata dagli attacchi feroci delle orde barbariche. Guidate dalla nobile principessa Orsola, le vergini salirono sulle navi che le avrebbero portate al loro destino. Ma Dio, con i suoi misteriosi disegni, aveva progetti ancora più nobili per queste giovani. Durante la traversata, una terribile tempesta si scatenò improvvisamente, mettendo in pericolo la loro vita. Le navi, spinte da onde minacciose, alla fine approdarono, per volontà divina, sulle coste della Germania, allora occupate dagli Unni, feroce popolo pagano ostile al cristianesimo. Quei barbari, avidi di piacere e sangue, si scagliarono contro le giovani, ma furono affascinati dalla loro bellezza. Tentarono prima con lusinghe e poi con minacce di violare la loro castità, ma ogni tentativo fu vano. Queste eroiche vergini resistettero con coraggio agli attacchi dei nemici. Ispirate dall'esempio valoroso e dalle parole di Orsola, preferirono la morte martiriale piuttosto che compromettere la loro purezza e abbandonare la fede. In preda a un furore satanico, i soldati si avventarono sulle indifese vittime e, dopo averle torturate con i tormenti più crudeli, le uccisero con la spada. Questo accadde verso la fine del V secolo, vicino alla città di Colonia, che ancora oggi custodisce gelosamente le gloriose reliquie di queste eroine della fede e della castità. Sul suolo intriso del prezioso sangue di Orsola e delle sue compagne fu successivamente eretta una magnifica basilica che divenne meta di pellegrinaggi devoti nel corso dei secoli. Nell'ambito artistico, Santa Orsola è stata raffigurata in molteplici momenti della sua vita, offrendo una varietà di interpretazioni visive. Alcune delle scene più comuni includono l'incontro con Papa Ciriaco, il sogno premonitore della sua morte imminente e il suo martirio. A seconda delle fonti letterarie alle quali i ghili artisti si sono ispirati, la strage delle vergini può essere rappresentata come avvenuta sulle navi o come un attacco degli Unni al corteo appena sbarcato. Nelle opere d'arte, Santa Orsola viene solitamente raffigurata come una principessa, indossando abiti regali e spesso con una corona in testa. Tra gli attributi tipici associati a lei si trovano la palma del martirio, la freccia che le inflisse la morte, un vessillo bianco con una croce rossa, a simboleggiare la sua vittoria sulla morte. Inoltre, è spesso rappresentata con una barca, che richiama il viaggio delle vergini durante il quale avvennero gli eventi narrati. Un'altra rappresentazione comune di Santa Orsola è quella che la associa a Maria, Madre di Misericordia. In queste opere la santa è dipinta sotto la protezione di un ampio mantello aperto. Inizialmente compaiono le sue compagne martiri, seguite dagli altri martiri della strage di Colonia,
anche se quest'ultimo aspetto è considerato tale solo nelle fonti agiografiche più tardive. Infine, in alcune rappresentazioni possono essere inclusi anche i membri delle confraternite, a sottolineare l'importanza della devozione e dell'unione spirituale. Queste diverse rappresentazioni artistiche di Santa Orsola riflettono sia la sua figura storica che l'interpretazione e l'immaginazione degli artisti nel corso dei secoli. O gloriosa Santa Orsola e compagne, che avete scelto con coraggio di abbandonare le vanità del mondo e di affrontare persecuzioni e dolore piuttosto che mancare alla fedeltà al vostro divino sposo, ora siete state ampiamente ricompensate da Lui. La vostra gloria risplende davanti a tutti i popoli, che vi onorano e invocano la vostra protezione e il vostro aiuto. Vi preghiamo, concedeteci la grazia di abbandonare completamente la superbia e di abbracciare la santa umiltà, che è il fondamento di ogni virtù e la vera via verso la gloria. Possiamo rinunciare all'autosufficienza e mettere la nostra fiducia in Dio, che da questo momento in avanti non confidiamo nelle nostre forze, ma cerchiamo in Dio il nostro valore e riponiamo in Lui ogni fiducia. Santa Orsola e compagne, vi supplichiamo di ottenere per noi tutte le grazie che chiediamo a Dio per mezzo vostro. Possiamo essere resi degni di ricevere queste grazie, che ci guidano sulla strada della santità e della fedeltà al Signore. Accogliete le nostre preghiere e presentatele al Divino Sposo, affinché la sua misericordia e la sua grazia possano pervenirci. Così sia. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.